Per me era l'amica di sempre, di tanti anni vissuti assieme. Va via una parte della mia storia personale, perché con Vera c'era un dialogo costante su tutti i temi, sia di carattere, diciamo, privato che di carattere pubblico. Questo è il ricordo del ministro delle riforme Casellati, della psicologa e saggista Vera Slepoi, mancata nella notte tra giovedì e venerdì. Un'amica con cui ha condiviso molto politicamente, ma soprattutto umanamente. Un'amicizia fatta anche di progetti da sviluppare insieme. Dovevamo scrivere sempre un libro assieme. Ormai era diventato quasi per noi un gioco, nel senso che ad ogni incontro elaboravamo idee, progetti, ma non abbiamo mai schiacciato su carta questo scritto, che riguardava poi l'intreccio delle nostre professioni, che avevano molti punti in comune, io come matrimonialista e lei come psicoterapeuta. Sabato di questa settimana, il 29, avrei dovuto essere a casa sua a cena, e questa improvvisa scomparsa davvero lascia un vuoto incolmabile. Intanto, però, non è ancora stata resa nota la data dei funerali della psicoterapeuta e scrittrice che aveva fatto di Padova la sua città. La famiglia, infatti, ha richiesto ulteriori accertamenti per comprendere la causa della sua morte. Per questo è stato incaricato un loro consulente di fiducia per un'autopsia sanitaria per far luce sul malore fatale.